questo è il problema. Allora eccoci qua rientrati, allora cerchiamo di andare veloci perché il tempo scappa via e ci sono tante cose da dire questa sera. Professor Casen, lei voleva intervenire a proposito di quanto ha detto Luciano Greco. La Spagna ha una frontiera e la fa rispettare questa frontiera. E quindi non c'è nessuno che dice se passate noi vi accogliamo. Sanno che lì c'era una frontiera, ma esattamente come 30 anni fa se io andavo in Russia piuttosto che in Francia, avevo un passaporto, mi presentavo e potevano anche rifiutare di farmi passare se avevano delle buone ragioni. Cioè, le frontiere non sono una bella cosa, ma sono un sistema, se gestite bene, per fare sicurezza. Allora, queste cose, come, perché sono accettate e volute? Perché, ripeto, in Spagna non succede, e racconto un aneddoto che è terribile, quello di emigranti che sono stati, perché non ci sono barconi che arrivano fino a riva, vengono scaricati in mare e poi se hanno forza e coraggio e capacità di nuotare vanno fino a riva. Sono stati presi a colpi di fucile, sono stati ammazzati e questo esempio ha fatto sì, terribile, ha fatto sì che è un segnale, non si può passare di qua se non con un regolare permesso di passaggio. Ora non credo che sia necessario fare questo, né bombardare i traghetti che portano questi poveri disgraziati. Ma io ritengo, siccome abbiamo fatto una guerra contro un cattivo, terribilmente cattivo, che si chiama Saddam Hussein, no? Perché ammazzava delle persone, non ho capito perché non riusciamo a risolvere questa cosa, ma ripeto, non è che abbiamo tentato di risolvere, non ci siamo riusciti, non ci abbiamo nemmeno provato, né noi, né l'Europa, né l'America, che mi pare quella volta è stata l'America andare in Iraq. No, dicendo anche una bugia. Dicendo anche una bugia, perché hanno detto che avevano armi chimiche. Portarsi a casa sì, questi immigrati clandestini che arrivano in Italia, l'America e la Francia. Ecco. Allora, c'eravamo pure noi, però nella coalizione. Sì, c'eravamo pure noi. No, dico l'Italia ha partecipato. Ma allora, se la cosa può essere interessante a sapere che c'erano armi di distruzione di massa, l'intelligence è stata l'intelligence italiana a suggerire questa soluzione. E che non era assolutamente che era anche vero. falsa, questo è il punto. Sì, era falsa, volutamente falsa e volutamente è stata creduta vera da un certo Bush e che volutamente ha fatto quello che ha fatto perché lì c'era il petrolio, quindi quando ci sono degli interessi ci sono interessi. Allora, la popolazione italiana vale meno del petrolio, capisco che il petrolio è indispensabile se no non vai a casa la sera con la macchina. Però c'è una scala di valori e una scala di principi che vanno rispettati, per cui poi quelli che entrano capiscono che ci sono questi principi e quindi li rispettano, oppure comunque arriva questa tsunami di persone che io vorrei mettere qualcuno di noi nelle condizioni di queste persone e poi dire vediamo se sei capace a non delinquere. Ma non sto dicendo che loro sono votati a questo, assolutamente no, ma se sono messi nella condizione di doverlo fare, lo fanno, perché l'abbiamo visto in tutte le nazioni e in tutte le epoche, che l'uomo quando è preso alla gogna, alla fine in qualche maniera si ribella. E si ribella come? Cercando di sopravvivere durante questi viaggi della morte, no? Dove chi arriva è la minoranza. Tutto quello che viene fatto a queste persone, a questi gruppi di emigranti in Africa, io vorrei che veramente riuscissimo a rappresentarlo alle persone, ma non come perseguitati, come persone obbligate a fare questo percorso ed essere vittime di questo. Dovremmo avere una mappa di quelle che sono le rotte africane, vediamo se la regia riesce
riesce a proporcela. Ci sono 3 rotte principali, quella occidentale, quella centrale, eccola qua, da qui vediamo assieme appunto questa mappa che ci mostra le rotte principali, da quella orientale, quella centrale e quella occidentale. Il Niger è un paese che ha un ruolo chiave in tutto questo. La maggior parte della migrazione passa proprio dal Niger, e i racconti di chi arriva poi sulle coste libiche sono racconti che ad esempio in città come Agadez nel mese di aprile ad esempio di quest'anno era una situazione insostenibile, erano strapieni di persone che poi quando sono ripresi gli sbarchi in Italia, dunque è andata via via scemando, ma quello che non viene raccontato sono le condizioni di questi viaggi, le persone che muoiono attraverso nel deserto, le persone che restano lì, una minima parte, dicono quelli che arrivano alle coste libiche, tanti vengono trattenuti come schiavi. E quindi una situazione veramente drammatica, ma queste sono come vedete da paesi come il Sudan, la Somalia, abbiamo avuto un problema con il computer evidentemente. Professor Kasen, è una situazione, il Niger in particolare è un paese veramente chiave, anche commercio perché di carne umana. Si mischia tutto, il traffico di droga, eccola qua che è tornata la nostra cartina. Quindi questo traffico di persone poi alla fine è veramente in mano alla mafia, alla criminalità. Ma non è in mano alla mafia, si crea mafia. Se io metto in condizione alcuni di poter schiavizzare gli altri, no? Creo un'organizzazione e che poi diventerà mafiosa e diventerà difficile da eliminare. Mi pare talmente normale, non è che ci sono uomini cattivi, sono uomini messi in condizione di diventare terribili per certi aspetti e altri essere umanamente sacrificati. Io vorrei che l'Europa affrontasse anche questo aspetto del problema, che non è di facile soluzione, ma la soluzione che tutti i soldi che vengono spesi qui, se fossero impegnati degnamente in Africa, non ci sarebbero. Ma noi non possiamo avere degli assistenti dell'ONU che guadagnano 10.000 euro al mese e che viaggiano col SUV con 10 ragazzi attorno e hanno tutte le agevolazioni, albergo e tutto il resto, e indennizi e tutto il resto. Queste non servono a niente. Ne ho trovati alcuni. Sistema che va cambiato, a Isola do Fogo, una ragazza che insegnava ai bambini 5.000 euro al mese, insegnava ai bambini a fare le casette con la lava del vulcano. Questa è la sua mansione, ma neanche gli insegnava a leggere e a scrivere perché non gliene fregava niente. E stava là per 5 anni, tornava a casa e aveva fatto il business. Sì, facciamo intervenire anche sì, questo è un altro problema che riguarda le ONG, e anche lì non c'è un piano, diciamo, governativo per vedere effettivamente quelle organizzazioni no profit che lavorano a livello internazionale, quali sono poi i riscontri del loro lavoro sul territorio. Ma questo è un altro paio di maniche, perché noi abbiamo fatto comunque delle proposte concrete, e io ribadisco, i problemi collegati all'immigrazione sono tanti, perché anche vedendo quelli che sono stati i vostri servizi, a me sembra che l'Italia in un certo senso non abbia voce in ambito di politica comunitaria e politica diciamo internazionale. Questo è un primo punto. Rispetto al PD io volevo dire una cosa, però, che c'è stato il semestre di presidenza europea e diciamo la persona che ci governa non è stata in grado comunque di battere su questo aspetto che provoca depauperamento in Italia, perché provoca povertà, provoca una lotta tra poveri. Infatti noi come Movimento 5 Stelle, poiché sappiamo quali sono i dati oggi della povertà, che sono altissimi, perché sono 122 milioni di persone a rischio di povertà in Europa, il 40% della disoccupazione giovanile in Italia riguarda i NEET, che vanno tra un'età compresa tra i 15 e i 24 anni. I NEET sono i giovani che non lavorano e neanche lo cercano. Esattamente. E poi abbiamo 120.000 famiglie venete in condizioni di difficoltà economiche. Allora
è tutto collegato, perché il sistema del welfare state italiano è stato pian piano eroso e si è creato l'assistenza dell'assistenza, cioè si sono creati dei soggetti ancora più svantaggiati, che nel caso specifico sono i migranti, e c'è qualcuno che probabilmente ci specula, altrimenti saremmo tutti più risoluti ad andare all'origine, alla fonte del problema e a risolverlo. Voglio dare un altro dato importante, perché poi rispetto al problema della criminalità e della sicurezza voglio anche dire una cosa, che si è creato questo falso mito del reato di clandestinità. In Italia non c'è stato nessuno che è stato sanzionato per il reato di clandestinità, perché il reato di clandestinità molto spesso viene convertito in una pena pecuniaria, quindi in una sanzione di pagamento dai 5.000 ai 10.000 euro. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intassato i tribunali, i magistrati non riescono a fare il loro lavoro e tantomeno le forze dell'ordine, quindi un grazie soprattutto ai corpi di polizia, perché stanno lì a identificare, a vedere se sono identificati, fanno un lavoraccio, li accolgono, molto spesso gli danno le coperte, soprattutto quando arriva a Lampedusa, e poi alla fine è un cane che si morde la coda perché il problema non si risolve. Il SAP, perché noi parliamo con i sindacati della polizia, ha detto che soltanto l'11% dei migranti sono stati espulsi. Quindi dite voi se le vostre politiche hanno funzionato oppure no. Allora, noi diciamo abbiamo detto quali sono state le nostre proposte, un'agenzia internazionale che direttamente in loco decidono i migranti dove vogliono andare, e così il problema non si, come dire, non è soltanto l'Italia a doverlo risolvere, e questo è il problema. E poi volevo dire intanto anche il problema dello scontro, diciamo, tra Bitonci e le associazioni, e quindi il PD eccetera, è una mera speculazione che viene fatta, anche perché i sindaci, ovviamente, questo lo ribadiamo, non hanno nessun potere nel risolvere questa questione, nessuno. Prima Michele Favaro che era in attesa. No, ho sentito prima, mi ha dato quasi un assist il professor Greco, perché ha parlato della Libia come stato fallito. Allora ho visto che ha qualcosa in comune con l'Italia, che entrambi sono falliti, perché mi sembra anche evidente. La Libia è un po' più fallita. Ecco, forse un po' più fallita. Lei non corre nessun rischio adesso, invece in Libia. No, ma dico semplicemente dati reali. In ogni caso, poi ha detto anche un'altra cosa importante, che anche Zaia aveva accettato questo programma. Di fatto cosa avviene? È quello per cui noi ci battiamo, che mettere la Zaia o la Moretti o chi vuole che sia, va bene, alla fine consegneremo comunque il Veneto come regione allo Stato italiano ancora una volta. E lo Stato italiano come governa? Attraverso la Corte dei Conti, attraverso i prefetti che se ne fregano altamente dei comuni, e Einaudi li chiamava la peste, i prefetti. Mettono i vari immigrati nelle case oppure nelle strutture di accoglienza e non se ne fregano di quello che dicono i comuni, cioè togliere completamente qualsiasi potere ai comuni. Vuol dire fregarsene della gente, di quello che dice la comunità, perché i comuni, grazie ai comuni oggi possiamo avere qualcosa, qualche riferimento, i cittadini devono puntare su questo. E questo Stato, che è il più questo governo anzi, che è il più accentratore di sempre, visto che ha tolto anche 20 materie di competenza regionale, sta facendo esattamente la strada opposta. Allora allontaniamo sempre di più la gente dai problemi reali, anche dall'immigrazione. Voglio chiudere solo con una cosa, senza strumentalizzare questo. Ieri noi siamo stati con una delegazione di Indipendenza Veneta assieme all'avvocato Alessio Morosin da un padovano, da un veneto anzi, che da 4 mesi vive in auto, e mi fermo qua. Il comune in 4 mesi non è riuscito a trovare un alloggio. Prima, sentendo quel signore che diceva voglio una casa, allora se non riusciamo nemmeno a risolvere i problemi per la nostra gente, con quale pretesa vogliamo accogliere questa gente se non abbiamo i mezzi, gli strumenti e neanche la capacità gestionale di farlo? Bisogna essere realisti, come diceva il professor Case. Allora prima ci si organizza, poi si fa l'accoglienza. Fare sempre i belli e dire ma sì, questo è un popolo che vi accoglie a braccia aperte. Magari facciamo vedere anche per televisione l'Isola dei Famosi o altre sciocchezze, no? Perché l'Italia è il paese che accoglie tutti. Bisogna essere un po' più realisti e magari anche dare una dignità a quelli che arrivano, accoglierli poi mettendosi sulle scale. Certo. Luciano Greco, sì, allora, a chi deve replicare? No, semplicemente, ovviamente la manifestazione non era organizzata dal PD, nel senso che la manifestazione è organizzata dalle associazioni che si occupano dell'accoglienza. Abbiamo detto all'inizio che anzi c'era la volontà di non strumentalizzare, quindi non è una contrapposizione PD, diciamo, ovviamente
politicamente sostiene la manifestazione, nel senso che abbiamo espresso solidarietà, però la manifestazione è una manifestazione diciamo di persone che la pensano così, in democrazia insomma si può fare anche questo. Volevo puntualizzare una questione sul cosiddetto corridoio umanitario, che fa parte della proposta che appunto ci ha espresso Evelina Cataldo. Allora, il corridoio umanitario è una bella idea, io sono d'accordo, facciamo il corridoio umanitario. Il corridoio umanitario vuol dire appunto avere un sito in Libia dove quei flussi che abbiamo visto vengono concentrati e vengono smistati. Qui però stiamo prendendo nuovamente in giro i cittadini, perché sembra che questa cosa non costi nulla. Allora, sottolineo che io sono d'accordo, però bisogna essere onesti. Dovremmo fare due conti, allora vediamo cosa costa uno e cosa costa l'altro. Allora, vediamo chi ha fatto il corridoio umanitario. Il corridoio umanitario lo fa l'Australia, dove gli viene più semplice perché c'è un bel tratto di mare, e costa la bellezza di 2 miliardi di dollari. Quindi, comunque... In che arco di tempo? In un anno. In un anno. Solo per farlo. 2 miliardi di dollari in un anno. Attenzione, secondo punto molto importante, proprio per il Movimento 5 Stelle, ripeto, io rispetto, secondo me è una bella idea, però attenzione, lo andiamo a fare rispetto all'Australia che lo fa in un luogo bello, sicuro e tranquillo, su un'isola in cui nessuno viene a bombardare, lo vai a fare in un sito dove c'è la guerra. Allora, questo vuol dire che devi mandarci l'esercito, va benissimo, ci mandi l'esercito, ci mandi la marina. Il giorno in cui il primo militare italiano perderà la vita in quel sito, dobbiamo sapere che questo può succedere. Allora, questo è il punto fondamentale. Bisogna avere una politica che è integrata. Io per esempio penso che l'Italia è impegnata su diversi fronti internazionali. Visto che abbiamo un'emergenza proprio di fronte a casa, sono d'accordo, è importante convincere i partner internazionali a un'operazione straordinaria in quel paese. Però bisogna ricordare ai cittadini che vuol dire che rischiamo delle vite italiane in territorio libico. Cioè non è un'operazione, non cominciamo poi, io immagino già la scena che il governo italiano, sotto i grandi suggerimenti di tutte le forze politiche che criticano, fa un'operazione di questo genere il giorno in cui muore il primo militare, perché lì si spara, non è mica una cosa... Non abbiamo ancora dimenticato i morti di Nasseria o tutti gli altri colleghi morti nelle guerre. Ricordiamo che per qualsiasi tipo di manovra di questo tipo ci vuole l'avvallo delle Nazioni Unite. E per il momento non se ne parla. Vabbè, adesso ci si sta arrivando gradualmente. Poco. Intanto non è vero che non è stato fatto nulla. Adesso mi pare che avevate un servizio, non ho capito, su quello che si è fatto a livello Unione Europea. Adesso vediamo i punti dell'agenda. Certo. La puntualizzazione che facevo era semplicemente per dire è un problema complesso, come abbiamo sentito, la soluzione passa per una soluzione molto complicata, perché significa fare un centro di smistamento, chiamiamolo così, in Libia, che è territorio di guerra. No, allora nell'agenda lo vogliono fare in Niger. Dopo lo vediamo dopo nelle grafiche. Guarda, non è che il Niger sia molto meglio. Certo, però l'idea è questa. Teresa Lapis voleva intervenire. Sì, volevo soltanto sollevare un paio di obiezioni, perché sono state dette, secondo me sono state espresse delle cose utilissime, ho imparato molto, abbiamo un economista, abbiamo dei politici, delle posizioni, Hermano Casas che ci ha dato informazioni. Io vorrei contribuire con la mia esperienza, nel senso che in realtà io ho fatto all'estero delle missioni per l'Unione Europea, in Sudafrica, lavorando con le polizie per le zone rurali per prevenire la violenza domestica nei confronti dei bambini e delle donne, e lì ho integrato le mie ricerche criminologiche e penitenziaristiche per verificare effettivamente questo problema degli immigrati e del carcere, no? Perché è comodo. Il problema del carcere non è un problema semplice, non è svuota, lo riempi, lo metti, non lo metti, cioè voglio dire, la questione è un po' più profonda, è un po' più difficile, no? Oltre alle parole d'ordine. Sicuramente io sono d'accordo con Hermano Casas quando dice che un problema di sicurezza riguarda la garanzia dei diritti. Se c'è una garanzia dei diritti non c'è più paura e non c'è più un problema della sicurezza. Figlia di un siciliano che è venuto a fare il professionista nel Veneto,
Ci siamo sempre raccontati della prima migrazione dal sud nel Piemonte, dove i primi immigrati siciliani erano pari pari, al di là di Lombroso che dicevano che erano ricci, i delinquenti erano ricci, con le orecchie eccetera, un po' scuri di pelle, non proprio negri, ma insomma quasi, per un torinese, e quelli finivano tutti in galera. Non pensiamo alla seconda migrazione. Rammento che i primi siciliani che arrivarono in Piemonte furono deportati con le navi, per un numero minimo che sappiamo di 42.000 e quindi esiliati sulle fortezze delle Alpi, dove un gruppo si ribellarono circa 3.200 e scapparono fuori e si andarono a rifugiare o in Svizzera o riuscirono dove vennero trattati ancora presi in faccia fino a 40 ma anni fa. comunque si rifugiarono in Veneto perché c'era l'Austria e si salvarono. No, mio padre è arrivato Questi un po' dopo. erano i primi italiani, è deportati dalla Sicilia. Comunque può darsi. Ed erano soldati che non volevano giurare fedeltà a Vittorio Emanuele II. Allora, ecco che in questa situazione quello che riguarda la complessità, come si è detta fino adesso, riguarda un problema della mobilità che riguarda lo scambio di cose e la mobilità di persone. Quindi noi dobbiamo decidere se questo scambio di cose, questa circolazione di cui parliamo tanto rispetto ai soldi che arrivano, i nostri soldi vanno, poi ce li prendono e non funzionano, e questa possibile mobilità, che vuol dire anche i nostri ragazzi girano il mondo e hanno come il mercato del lavoro e di studio il mondo per finalmente uscire da questo provincialismo di parole d'ordini e quindi imparare le lingue, imparare a fare le cose, possa essere uno spazio, uno scenario che noi immaginiamo dove troviamo le soluzioni. È chiaro che dobbiamo trovare le soluzioni per le generazioni future, ma già da adesso abbiamo dei problemi, perché le persone non sanno più se possono muoversi, perché non vogliono confondersi e esorcizzano con questo problema, con questa criminalizzazione dei migranti, dei nomadi. Ma chi sono questi? Quelli che si muovono? I ragazzi vorrebbero muoversi, ma poi? E allora si distanziano. Però non c'è solo questo problema dei diritti e della sicurezza, è anche un problema, come diceva anche Ermanno Cases, ma anche il professor Greco e forse anche, non mi ricordo, Luca Favero, Michele Favero, che è un problema di cercare una soluzione senza togliere, ma mettendo, nel senso che la riduzione della complessità va fatta affrontando i costi, abbiamo un economista, abbiamo altri esperti, ma verificando che gli esercizi, le situazioni, le istituzioni devono esercitarsi. Non vanno bene le istituzioni, non va bene la politica come è stato fatto il governo fino adesso. Vogliamo fare un altro tipo di politica o capovolgere la politica? Capovolgere in che senso? Cosa dobbiamo fare? Fare delle scelte tutti insieme, non è lo Stato, non è il principe che ragiona, siamo noi. Ci facciamo carico del problema o abbiamo solo un pensiero critico scaricando il problema sul governo attuale o precedente? Io mi occupo di migranti dagli anni 80 e ho visto non solo un volontariato attivo nel Veneto, fantastico in quasi tutta Italia, ma persone che a un certo punto al problema dell'accoglienza si sono tirate sulle maniche di tutte le età. Io lavoro con i comitati, la mia lista è solo fatta di comitati, di persone che da sempre lavorano, da sempre hanno espresso accoglienza, relazione, dagli anni 80 ad oggi la situazione è cambiata? È cambiata perché nelle scuole ci sono migranti, ci sono ragazzi. Certo, la società è cambiata, ma la situazione invece, la situazione della migrazione. Sì, ma secondo me non è d'emergenza. Io volevo proprio leggere. Io ho conosciuto la Boldrini in quegli anni là perché lavorava all'alto ufficiale nell'ufficio dell'ONU per i rifugiati e già da allora si parlava di emergenza, era sempre un'emergenza, era sempre siamo rimasti in emergenza. Sì, ai mass media che dicono che è un'emergenza. Siamo rimasti in emergenza e come appunto ha appena detto la signora, noi facciamo discriminazioni per quanto riguarda i migranti, facciamo discriminazioni per quanto riguarda i Sinti, chiamiamoli Sinti, i Rom, come vogliamo chiamarli, però volevo ricordare una cosa, che io quando ero vice sindaco a Milano e tra l'altro anche assessore alla sicurezza e alle politiche sociali, io no. Niente, ho valutato delle situazioni che c'erano appunto in questo comune per quanto riguarda queste famiglie di Sinti e andando a verificare che appunto c'è un
una voglia da parte loro di integrarsi. In effetti, quando sono andato a verificare se i loro bambini andavano a scuola, questi risultavano praticamente mancanti dall'inizio dell'anno. Quindi se questa è l'integrazione, ben venga. Non ho capito. Non hai capito? No, ben venga se non vengono a scuola, è giusto che vengano a scuola. Secondo me, se si devono integrare, devono frequentare la scuola. No? E infatti, le nostre classi sono piene di questi ragazzi. Non mi sembra che queste persone riescano a capire e ad entrare in questa cultura, o mi sbaglio? Si sbaglia, io come insegnante posso dire che sono... Ha avuto un'esperienza diversa. Io invece ho avuto un paio di esperienze. Come politico. Come politico, però, la politica è così lontana dalla gente. Questa è la verità, capisci? La verità è la sua, naturalmente. La verità che io ho tastato è questa. Ma io insegno da 30 anni. Fra insegnare e toccare con mano è diverso, capisci? Dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito, tra poco. Le posso assicurare che c'è gente.